Giornata di protesta e di mobilitazione, un sit-in che la CISL di Agrigento, lei Maurizio Sa in particolare, ha voluto dedicare a questo grave problema che diciamo, da diversi mesi ci sta affliggendo l'economia agrigentina. Come mai? Sì, noi abbiamo organizzato intanto in concorso con tanti soggetti che hanno stimolato questa iniziativa. Noi vogliamo idealmente costruire un ponte che colleghi le due città, perché sono state divise, lo dicevo poco fa, come se fossimo in guerra, no? Quando tagliavano i ponti e le strade per evitare i collegamenti. Allora noi questo non è più tollerabile in questa provincia, che continuano a prenderci in giro con inaugurazioni o finte inaugurazioni, perché quando si inaugura una infrastruttura come questa importante deve essere completa, non può essere monca. Allora noi chiediamo alla politica oggi, abbiamo avuto diverse risposte, almeno abbiamo messo al centro oggi un problema, di insieme a noi creare quella proposta, quello stimolo per chi ha le competenze a risistemare questo viadotto, perché è una bretella importantissima, ma non solo da un punto di vista del cittadino che deve raggiungere la città di Favara o la città di Agrigento, oppure i servizi che ci sono nel comune capoluogo, ma anche e soprattutto perché qui vicino, lo diceva bene il segretario delle guardie penitenziarie, c'è il carcere Petrusa, che è uno dei più grossi che c'è in Sicilia, una popolazione media di 400 carcerati che spesso hanno necessità di recarsi in ospedale o andare in tribunale, no, per i servizi che devono fare la polizia penitenziaria, e questo diventa improbabile, un percorso veramente assurdo, mettendo che oggi è chiuso anche lo svincolo per Favara e Aragona. Immaginate un po' che strada devono fare. Chi ha previsto lo smantellamento di questo cavalcavia doveva prevedere che a 100 metri di linea d'aria abbiamo uno fra gli istituti penitenziari più grossi in Sicilia di tutto il sud Italia. Ora, non aver previsto questo significa essere ciechi. Giornalmente mezzi blindati della polizia penitenziaria, spesso in allarme, sono costretti a raggiungere Viale Mazzini, che da qui dista appena 3 km, Cioè, il tribunale, facendo il giro per la strada di San Pietro, una strada che ha tantissime insidie, è una strada disastrata che certamente non è deputata al traffico di questo tipo di mezzo pesante e in allarme. Anche la Confcommercio di Agrigento oggi ha voluto essere presente al sit-in. Non potevamo assolutamente esimerci da questo incontro, anche perché il disagio che sta portando questo ponte a tutti i cittadini è veramente grave, pesante. Anche se noi difendiamo le associazioni di categoria quale commerciante, ci rendiamo conto che oggi non è un'associazione che viene, diciamo, non tutelata dallo Stato, bensì la società, siamo noi cittadini che stiamo vivendo una situazione a dir poco insostenibile. Questa è un'arteria che collega non solo Agrigento a Favara e viceversa, ma bensì anche le località limitrofe, Aragona, Raffadali, gente che viene a lavorare, camionisti che hanno difficoltà enorme nell'attraversare questo tratto di strada. Io spero che non sia veramente la solita opera incompiuta come ce ne sono tanti altri. Dico, siamo qui appunto per dare una mossa e cercare di svegliare lo Stato che al momento è assente.